Sabato 28 settembre 2019 nella storica Torre degli Upezzinghi a Calcinaia in provincia di Pisa sta per essere inaugurata la mostra dal titolo L'armonia delle forme. Sono le forme armoniche dell'espressione artistica di Diana Polo che vedete al mio fianco, un'artista ormai familiare, presenza familiare ai nostri telespettatori, pittrice, scultrice, incisora e recentemente si è aggiudicata il primo premio Città di Lastra proprio per la grafica e chi ci segue ogni sera ricorderà il servizio che abbiamo dedicato a quell'evento, altrimenti potrà andare a vederlo sul nostro canale YouTube. Accanto a me Paolo Grigò, direttore artistico di Vico Vitriarte, che da 18 anni propone delle mostre selezionatissime in questa torre. Inizialmente gli artisti erano quasi tutti espressione dell'area pisana, ma poi Paolo e la notorietà che ha acquisito la torre nel corso degli anni ha fatto sì che questo orizzonte si allargasse sempre di più. Infatti Diana, pur essendo nata in Sardegna, ormai artisticamente viene considerata fiorentina, fa parte di numerosi sodalizi artistici. Ora sarebbe lungo elencarli tutti, ma i nostri telespettatori la vedono spesso ovviamente in occasione delle mostre collettive, oltre che le sue personali che noi abbiamo sempre seguito e puntualmente proposto agli artisti, come spessissimo abbiamo fatto con le mostre, vero Paolo? Sì, che si tengono in questa suggestiva torre che in occasione di questa mostra è allestita in maniera molto intelligente, perché Diana per ogni piano ha riservato ogni piano alle opere che rappresentano una sfaccettatura della sua espressione, della sua cifra stilistica e espressione artistica. Perfetto, io sono molto contento che Diana Polo abbia accettato l'invito, perché quando ho visto le opere di Diana Polo, prima della mostra, l'anno scorso o 2 anni fa, ho capito che ero di fronte a una persona sensibile. Lo dimostrano i quadri, no? Lo dimostrano i quadri in qualsiasi tecnica. Piacciono molto le acquarelli, piacciono molto le incisioni favolosissime e le sculture, l'espressione delle sculture, no? Hanno un'anima, non sono sculture e basta, hanno un'anima, e quindi penso che la Torre Upezzinghi per Diana Polo sia adatta, perché può rappresentare prima di tutto i vari periodi, no? Del suo lavoro e mettere in evidenza soprattutto le capacità tecniche di quest'artista. Non sempre i pittoscultori, definiamoli così, riescono a esprimersi sia nella scultura sia soprattutto nella grafica e nell'incisione in maniera omogenea. Talvolta sembrano 2 artisti diversi, invece Diana è riuscita a raggiungere questo mirabile equilibrio. Io ho visto disegni di Diana Polo e il disegno si impara, il segno è personale dell'artista, è quello che ti distingue, che distingue i grandi maestri l'uno dall'altro. No, poi se uno vuole imparare disegno ci sono corsi, c'è tante cose da accademico, no? E uno va a imparare le nozioni del disegno, ma il segno è quello che ti distingue, e Diana ha un bellissimo segno e da lì si vede i volumi della scultura, si leggono i volumi della scultura e le capacità tecniche della pittura. Ci sono dei pastelli accanto a delle acquarelli che mi hanno veramente colpito. Paolo, vuoi invitare direttamente come direttore artistico i telespettatori a venire a visitare questa mostra, a visitare la torre, ovviamente raggiungendo il 5° piano, il 4° fuori terra, sì. È un po' faticoso ma vale la pena arrivare, esatto. E poi salendo ancora di un piano si può godere un panorama strepitoso sul Monte Pisano. Sì, Monti Pisani, Calcinaia, Vico Pisano, tutta la piana pisana, no? Si può dal terrazzo della torre, è bellissimo. E insomma la torre, si sa, è tanto bella quanto scomoda, però insomma le mostre vengono bene intorno. Ricordiamo che l'ingresso è libero, gli orari d'apertura. 17:30, 19:30, poi su prenotazione l'artista lascia il numero e su prenotazione si può fare anche altri orari. Allora la mostra sarà aperta fino a domenica prossima, tutti i giorni, e quindi Diana credo sarà presente tutti i giorni, e se non sarà presente ci sono molti cataloghi che aiuteranno i visitatori anche a conoscere più approfonditamente la sua biografia e soprattutto il suo percorso artistico.
Che dire? Sono Intanto emozionata. trovare 5 ambienti così Magico. uniti ma differenziati ti ha consentito di fare di offrire questa lettura omogenea ma differenziata del tuo lavoro. Sì, è un ambiente magico per me. Quando l'ho visto subito ho immaginato le mie opere tutte raccolte qui. E l'ho fatto con tanto amore perché ogni piano ha una tecnica diversa, emozioni diverse. Ecco, penso che chi verrà a visitarla mi auguro che venga colpito da queste emozioni che hanno spinto me a fare questi lavori. Ecco, un merito che hai è quello di aver collocato molto bene le sculture che sembrano dialogare, sembrano quasi fronteggiarsi con le opere appese alle pareti. Sì, lei ascolta. Infatti, Il nido della libellula. ci sta guardando in questo momento, ma sta guardando anche le opere posizionate alle nostre È ben spalle. contorniata, sì. Almeno io amo i lavori che ho fatto, perché siano belli o brutti, questa giudica chi li guarda e che cosa ricevono. Per me sono emozioni che ho cercato di tradurre in forme, basta. Poi chi li guarda avrà le sue. Diana, per te il 2019 ancora non è finito, ma è stato un anno magico. Sì, veramente. E infatti mi ha sorpreso molto questo. Sono lusingata anche per l'attenzione. Essere stata selezionata anche per questa mostra è importante. Certo, infatti, sorpresa e lusingata. Allora, buonasera a tutti, è un onore e un piacere per il nostro comune e anche per me in particolare come nuovo assessore alla cultura di questo comune di Calcinaia, ospitare qui nella nostra Torre degli Upezzinghi, nel centro storico del nostro paese, un artista di rilievo come è Diana Polo. Ho appena scambiato 2 parole con lei, l'ho conosciuta, abbiamo cominciato a vedere le sue opere presenti qui dentro la nostra torre e veramente siamo onorati di poterla avere qui come nostra ospite. Ci auguriamo che molti anche dei nostri cittadini, oltre a quelli presenti qui stasera all'inaugurazione, vengano a vedere le sue opere e a conoscerla anche personalmente.